170 partenti nella gara più dura, altri 70 al via nel confronto più agevole riservato alle categorie giovanili. Sono i numeri da record della nona Gran Fondo Pro Loco di Donori, point to point di cross country, andata in scena con successo domenica con l'organizzazione della Donori Bike Team. Il sodalizio di Nicola Schirru, reduce da un'altrettanta bella e partecipata manifestazione di poche settimane fa a Villa Simius, ha ancora una volta pensato a tutto. Un'ampia zona industriale perfettamente idonea, con i suoi spazi a ospitare i numeri di una grande gara, ma soprattutto un tracciato, quello ricavato nello splendido scenario del Parteolla, alle porte del paese di Donori, nel quale sono stati ricavati 2 anelli di circa 20 km ciascuno, tra salite, 2, single track e una bella discesa tecnica che per poco non condizionava l'esito finale. Sì, siamo contenti Mauro, anche se speravamo di più. Purtroppo io, come gli altri anni, speravo di sfilare i 200 nella point, però nel computo siamo andati bene. Qualche numero è più basso rispetto alle aspettative, ma va bene lo stesso. Grande location, zona industriale che accoglie alla grande anche un po' tutta la parte strutturale di questa gara, e poi il tracciato? Sì, ormai da 4-5 anni ci siamo spostati in questa zona grazie alle realtà locali che ci danno una grossa mano nella logistica, e poi si presta anche per riuscire a fare il doppio passaggio al traguardo, che nelle point rende un pochettino più spettacolare e meno monotono il tutto, perché se no si parte e si ritorna dopo circa 2 ore al traguardo. Percorso bello tecnico, diverso dagli altri anni, un pochettino più tecnico, i ragazzi si divertiranno, i guadi sono belli importanti e torneranno bagnati oggi. Pronostici? Vinca il migliore, spero chiaramente che vinca uno dei miei, però come la nostra filosofia, se vinciamo festeggiamo, se perdiamo facciamo i complimenti a chi ci ha battuto. Il via della competizione è un susseguirsi di magiche emozioni. Dopo pochi metri l'esercito di specialisti delle ruote grasse, avanzato con ordine sullo stretto sterrato che portava all'interno del tracciato. Qui, dopo poche centinaia di metri, è subito Aerospiras a spingere forte sui pedali. Senza badare a nulla, il portacolori della Donori Bike Team, che nel 2025 ha sempre centrato il successo nelle 5 gare a cui ha partecipato, sulla prima single track accumula già 40 secondi di vantaggio da Marco Serpi e Alessio Fois. Ancora più staccato, ma per nulla deciso a mollare, Alessandro Salis. Sul tracciato, all'interno della ricca vegetazione, Piras è costante e al secondo passaggio conserva lo stesso distacco. A 10 km dal traguardo l'atleta di Villassor è ancora davanti, ma la discesa tecnica dell'ultima parte di gara riporta in pista le chance di recupero di Marco Serpi. L'atleta dell'Architano, a 5 km dalla fine, è in ritardo di appena 5 secondi da fuggitivo. Per Piras è così nuovamente tempo di accelerare per chiudere la gara in solitaria col tempo di 1 ora, 45 primi e 59 secondi, con ben 21 secondi di vantaggio dall'inseguitore. Quarta volta consecutiva, signori, con il numero 1 per la Donori Bike Team, Aerospiras! Praticamente dove c'è Aerospiras fino ad oggi c'è la vittoria. Sì, come hai detto tu, ho iniziato alla grande quest'anno, ho già vinto 5 gare consecutive, tra cui 3 gare ambitissime, la prima Villa Simius che era sempre organizzata dal mio team, poi un'altra medio fondo bellissima come Norice e poi oggi era la ciliegina sulla torta, la gara di casa qua ad Onori. Sulla gara di oggi, insomma, un bel distacco, 30-40 secondi, poi c'è stato il tentativo di ritorno con le competenze tecniche di Marco Serpi. Come l'hai gestita? Ce la racconti un po'?
Oggi non avevo una grandissima gamba, ho provato a fare la differenza nella prima salita, sono riuscito ad andare via, poi in discesa, non essendo il mio forte, ho perso un pochino, poi nella seconda salita di giornata ho nuovamente guadagnato, ma poi nelle discese non mi trovavo benissimo oggi, forse sarà anche il fatto che queste piogge di questi giorni l'hanno smosso un po' il terreno e soffrivo un pochino, però dai, sono riuscito con la mia esperienza a salvarmi e a vincere con una ventina di secondi, dai. Ma adesso come obiettivo penserò a fare il 25 aprile la Grafondo Gravel, che è la qualificazione per i mondiali che avevo già conquistato l'anno scorso, poi ci saranno i titoli sardi da cercare di portare a casa e vedremo poi il Giro delle Miniere a fine maggio con i primi di giugno. Marco, gran bella gara perché di fatto hai messo paura a quello che al momento sembra essere il profilo più in forma. Sì, ogni anno è l'uomo da battere, Eros, e quest'anno forse siamo riusciti a rosicchiargli qualche secondo in più rispetto a altre annate, quindi molto soddisfatto. 5 km dalla fine eravate praticamente, si prospettava un arrivo in volata, poi cosa è successo? Sì, ho provato a dare tutto e sono riuscito a riagganciarlo, solo che poi per via dello sforzo ho finito la benzina, diciamo, e metro dopo metro alla fine è riuscito ad arrivare lui davanti. Dici due cose su questo circuito, 240 partenti? Sì, molto veloce, quest'anno c'è stata qualche piccola aggiunta che ha reso il percorso più divertente e niente, bello, sarà per l'anno prossimo. Obiettivi? Domenica prossima abbiamo la gara di casa e cercheremo anche lì di dare battaglia e di dare il massimo. Sul terzo gradino del podio un altro portacolori dell'Architano, Alessio Fois al traguardo in 1 ora 48 primi e 54 secondi. Oggi è stata una gara sicuramente molto veloce, percorso veramente duro con 2 salite principali. Abbiamo fatto gara di coppia con il mio compagno Marco, poi sull'ultima salita ho un po' rallentato perché avevo paura di esagerare. Però sono riuscito a mantenere il vantaggio che avevo sul quarto e quindi dai, l'abbiamo portata a casa. Presto per fare i bilanci, invece gli obiettivi di quest'anno quali saranno? Sicuramente sarà importante la gara di settimana prossima, la gara di casa organizzata da noi, poi sicuramente tutte le gare del circuito della Sardinia Cup che saranno come obiettivo principale, e poi soprattutto le poche marathon che ci sono, però sono motivato per quest'anno. Le donne, solita ormai preziosa performance per Sara Murgia della Nurrio Roli MTB, prima assoluta nella competizione. Allora, Sara, arriva una nuova vittoria dopo Villa Simius anche nel fuoristrada. Sì, è stata una bella gara, un bel percorso con delle salite abbastanza dure, è andata abbastanza bene. Allora, strada e fuoristrada cosa preferisci? Ciclocross, è una via di mezzo tra entrambe ed è quello più divertente e che è anche più bello. Raccontaci un po' questo tracciato, come ti è sembrato? Allora, era un bel tracciato, io l'ho fatto anche l'anno scorso e c'erano alcune variazioni, però le salite davano del filo da torcere e le discese tecniche molto belle ed è stata una bella gara e un bel percorso. Come programmi adesso? Allora, correrò il 6 a Olbia su strada e poi farò sia gare su strada che su mountain bike. Complimenti come sempre alla Donori Bike Team per una perfetta organizzazione. 240 partecipanti iscritti è qualcosa veramente di favoloso. Veramente grazie agli organizzatori per tener conto di questa manifestazione che davvero ha raggiunto dei numeri molto importanti. Territorio che si dimostra peraltro perfettamente idoneo a gare di questo tipo, un'accoglienza nella zona industriale perfetta per questi numeri per poi entrare nella meraviglia della Pineta. Esatto, abbiamo una zona industriale che si presta benissimo ad accogliere sia come numero di partecipanti, quindi di parcheggi, che come location dove ospitare con il pranzo post partita, diciamo con il terzo tempo, accogliere gli ospiti ad Onori. Questo è un ringraziamento che va completamente alla Proloco, che è un partner eccezionale e dobbiamo davvero ringraziarli tantissimo. Sì, è una zona industriale che poi è legata a quello che è il tracciato della gara, che
tra le campagne eccezionali di Donori si presta veramente tantissimo per queste manifestazioni. Poi c'è un ultimo dato agonistico, il nome Donori continua a figurare sulle maglie del vincitore. Esatto, Eros Spiras proprio ci regala delle emozioni domenica dopo domenica, gara dopo gara, è un ragazzo eccezionale a cui davvero diciamo grazie per avere sul suo petto portare per tutte le gare per la Sardegna il nome di Donori, davvero grazie. Speriamo che stia ritornando come prima, perché quando i numeri nelle point e nelle marathon erano abbastanza, quindi 240 per essere la prima prova della Sardinia Cup, come dire, è un buon numero. Speriamo di ritornare ai vecchi numeri quando la mountain bike era la specialità che tirava, quindi siamo un buon numero. Anche mi sono accorto che quest'anno sulle cross country per le 2 prime prove stanno anche le prime 2 con oltre 140, oltre 150, quindi il mondo diciamo delle ruote grasse, possiamo dire così, forse come dicevi tu dal giro del ciclocross che è andato avanti sta continuando, perché nel ciclocross sono stati anche bei numeri. Che dire invece su questa nona Gran Fondo? È cambiato qualcosa rispetto alla scorsa edizione? Come ti è sembrata? Detto da me, io sono qua, come lo sai benissimo, come speaker, però vince sempre, ormai sono 4 consecutive che vince Eros Spiras di questa Gran Fondo, nona, io dalle prime che ho fatto qua, insomma è diventata un po' classica delle 2 passaggi che sono diversi del secondo rispetto al primo, però è una buona soluzione. Chi non ha il 40 km in linea può fare così un doppio giro. Credevamo un po' tutti che Marco Serpi potesse tecnicamente riprendere il vincitore. Sì, a quanto le affermazioni che ci hanno detto, nella discesa, l'ultima discesa che è lunga 8 km, tecnica, ha ripreso quei 30 secondi che aveva, però Eros Spiras poi nel momento che c'è da pedalare ha spinto tanto e gli ha dato nuovamente altri 20 secondi. Sono arrivati quasi attaccati alla discesa, però poi Eros è andato avanti. Calendario cosa c'è adesso? Allora, il calendario domenica tanti di federazione, abbiamo il 6, abbiamo a Pau che anche come oggi è una classica delle point, la seconda prova della Sardinia Cup 2025, anche lì ci sarà la short, poi ci sarà una gara di ciclo amatori parliamo alla Maddalena, l'isola della Maddalena, e la Coppa Dentoni di gara di allievi esordienti juniores che c'è a Olbia, anche quella è storica come gara. Insomma, si chiude con gli ingredienti migliori come era stato prospettato. Non ho detto niente per scaramanzia, sapevo della condizione di Eros, anche perché quinta gara stagionale è la quinta vittoria che fa, però quest'anno conoscevo anche le caratteristiche del percorso non adattissime alle sue doti tecniche e sapevo che sia Marco Serpi che Alessio Fois, tra l'altro in formissima entrambi, avrebbero potuto creare una bella suspense, bello così. È stato un ottimo 2024 per Eros Spiras, ma questo 2025 potrebbe essere addirittura migliore? Sì, io non avevo dubbi, anche perché è un ragazzo serissimo, poi la vicenda dell'antidoping a sorpresa fatto con delle modalità che noi abbiamo condannato ciecamente non ci è piaciuto, e lui è diventato molto più cattivo secondo me, perché trovarsi gli addetti antidoping alle 7 del mattino in casa con la privacy violata, secondo me un po' l'ha fatto diventare ancora un po' più cattivo, perciò sono contento che glielo facciano anche quest'anno, a fine anno, così nel 2026 è più cattivo ancora. Su questa gara invece, sulle prossime, Villa Simius, ottima riuscita, qui addirittura 240 partenti, adesso la Donori Bike Team? Allora abbiamo il 19, il sabato pre-pasquale, la terza XC in Pinetta e chiudiamo questo trittico di gare in 45 giorni e poi molto probabilmente io personalmente mi prenderò una pausa. Mi prenderò una pausa, sicuramente non faremo la gara di ciclocross, non faremo la gara dei ragazzini, anche perché sta diventando tutto un pochettino troppo gravoso.